Bella raga, ciao a tutti, raccomando la veneziana ragazzi, seconda partita Empoli-Palermo dopo il punto con il Cesena, abbiamo una partita insomma con una squadra ostica ma che possiamo battere. Siamo al Castellani, siamo ancora in trasferta e vediamo cosa riusciamo a combinare ragazzi. Empoli-Palermo. Vai! Vogliamo il primo gol di Harry Kane e di Bala ragazzi, lo pretendiamo. Oggi andiamo con gli highlights, 2 partite. Azione subito Big Mac, Big Mac, Big Mac, Big Mac. Mamma mia, qua ho rischiato. Rischio incalcolable, mamma mia, rischio incalcolable. Subito si parte col botto, in questa serie. Dai, Perotti. È che non è una brutta squadra, ragazzi. Sono riusciti a fare dei buoni acquisti. Attenzione, mamma mia lunga. Harry Kane veramente non me l'aspettavo, ma costa veramente un cazzo sulla Master. Anche Rugani mi avete detto che cresce bene, speriamo anche insomma negli altri giovani che avevamo preso. Big Mac ancora, Rugani è un fenomeno ragazzi. Emerson al posto, anche Cataldi spero in una crescita positiva. Maresca. Ah, errore qua, clamoroso. Dai raga, sveglia. Bravissimo. Harry Kane, l'uragano. L'uragano, cosa fa l'uragano? Cosa fa l'uragano per Maresca? Maresca! Maresca! Enzo Maresca! Il vecchiaccio! Empoli 0, Empoli 0, Palermo 1. Maresca, primo gol in Serie A per il Comendone come allenatore, ragazzi. E dopo la Lega Pro con il Venezia. Amore. No, rosso, ma non ci credo. Ma perché rosso? No, che vergogna, rosso per Andreolli, ma dai, ma dov'era il rosso? Quando ci sono i cambi. 3 cambi per essere... No, porca mia, rosso per Andreolli, incredibile. Primo rosso stagionale, ci sono cazzi. Adesso dobbiamo stare molto attenti perché abbiamo un uomo in meno, un difensore centrale. Attenzione, l'Empoli attacca, Saponara, il sapo. Buttiamola via, 15 minuti di fuoco adesso. Harry Kane poi... che attenzione però l'Empoli sbilanciato! Dybala! Non ci credo, Dybala fa un errore non da lui. Rigoni, calcio d'angolo. Dybala di testa in curva. Madonna, che errore, un tiro abbastanza curioso del piccolo Dybala. Dai che la possiamo vincere comunque, la possiamo vincere. Anche se siamo in 10. Dybala, vede Quaison. Vai, mettila in mezzo. Non ci credo, altro errore. Sto sprecando. C'è il buco, Tavano, Ciccio. Fuori. Mamma mia, Tavano si è mangiato un gol fatto. Meno male che ha fatto uscire il portiere subito. Ha avuto la freddezza e la lucidità di farlo uscire subito. Allora ha dovuto tirare da fuori. Dai ragazzi, Dybala, errore, il Palermo ragazzi è in difficoltà perché ha l'uomo in meno. Grandissimo Kane, che cuore di Kane. Dai che la vinciamo prima partita, dai che la dobbiamo vincere. 89esimo. Ma l'espulsione di Andreoli è veramente beffarda e alquanto curiosa. Tavano. Laurini proverà a metterla in mezzo sicuro, c'ho il Lauri. Il Tava, gol del Tava. Mamma mia il Tava, che rischio Fioi, che rischio. Ci sta andando anche bene Beppe. Emerson, Fittipaldi. Emerson la butta su. Facciamo perdere, perdiamo tempo, la butta indietro. 94esimo, dai che è fatta, fischia. Dai che voglio la prima vittoria, 4 punti, 2 partite sarebbe positivo con 2 trasferte, attenzione però no adesso. Grandissimo, ma Cataldi ragazzi. Signori Cataldi, si va a vincere Empoli 0. Ragazzi, seconda, terza partita di campionato. Siamo contro il Genoa. Buona vittoria con l'Empoli, prima in casa. Diluvio però al Renzo Barbera, eccoci qua. Siamo al Renzo Barbera e c'è un diluvio insopportabile, inqualificabile. Vai! Vogliamo il primo gol dell'uragano di Dybala però, eh? Vai, Dybala si invola, subito Dybala. Cosa fa Dybala? Non ci credo ancora, Dybala recupera il Diba! Perin, mamma mia.
Super diva però ragazzi Cataldi, super Cataldi, anche Cataldi, giocatore straordinario, Cataldi! Ancora Perin. Partito bene però il Palermo questi primi 5 minuti, ha già fatto vedere che vuole vincere anche questo ragazzi. Il Zampa ha detto che è abbastanza soddisfatto, però vuole vedere un gioco più efficace, sarà sempre così. Borriello, Marcone Borriello ancora per Kim Rossi Stewart ragazzi. Kim Rossi Stewart si sta è l'unico giocatore che è il migliore in campo penso, perché giocando veramente una partita strepitosa. Calcio d'angolo, batte Tino Costa, Iago Falchi entra al posto di Borriello, Cataldi butta via il Cata, gol, incredibile. Attenzione, segna il Genoa. È proprio, e chi? Il migliore, l'ho appena detto, Kim Rossi Stewart. Genoa 1, Palermo 0. L'avevo detto che era il migliore in campo, l'avevo detto. Mi sono chiamato la sfiga e c'era. Che purtroppo è anche attaccante di riserva non proprio fortissimi. Belotti non è proprio un fenomeno, cioè nel senso è giovanissimo, ancora si deve fare, vai. Dopo giocatori fuori forma. Primo gol subito, Niang, ex Milan, Niang, che si è rivitalizzato al Genoa. Perotti, troppa fretta, non è FIFA, questo non serve frenesia, dai. Brutto gol subito, porca miseria. Prima partita in casa e già perdiamo. Dopo 2 buone trasferte. Cataldi, vai Cata, il Cataldi se ne va, vai Cataldone. Sto giovane che mi piace tanto, Cataldi si invola, Cataldi, Belotti, il Belo. Non ci credo, Belotti lentissimo. Fallo. E lo fischia subito chiaramente, no? Dio santo. Ma vai a cagare, va. Ammonizione. 83esimo. Si avvicina la prima sconfitta per gli uomini di Veneziano. Vasquez, dai Vasquez, che tu non sei male. Perotti. Le ali purtroppo cioè non sono giovanissime, c'è poco da fare, ma d'altronde costavano poco, e quelle che avevo mi facevano più da cagare. Ai ai ai, ancora Kim. Gol del Genoa 2-0. Gol del Genoa 2-0. Kuczka porta sul 2-0 il Genoa. Il diluvio non ha portato fortuna a Renzo Barbera. E solamente con la forza della disperazione, ma ormai è finita. Sì, ciao. Finisce qua. Arriva la prima sconfitta, anche pesante in casa. Ma su PES mai bello perdere in casa, i tifosi spaccano i coglioni. Ma sempre fallo però. Niente da fare. Genoa batte Palermo 2-0. Andiamo a vedere la classifica. Cataldi. Ma vaffanculo, va. Andiamo a vedere un po' gli altri risultati. Che inizio così. Oh, il Milan ha vinto proprio un gioco. Allora, siamo a 9... No, dai 4 punti, la Juve è chiaramente già in fuga, poi via tutte le altre. Va buono, raga, dai, inizio un po' così. Peccato. Raga, un saluto da Ocumendo. Ve ne sia. Ciao!